Tutto pronto per la sesta corsa, il premio Balio MN, mentre a Parigi va in pista il Criterium Continental, a Bologna di scena una bella prova per 5-6 anni. Vincitori da 17.500 euro a 45.000 euro nella carriera. 1 Z Spritz, 2 Zemmellino, 3 Veleno Stecca, 4 Valdest, 5 Viperina Spin, 6 Zumba Pizza, 7 Zico, 8 Zoschetual, 9 Victor Leo. Cavalli che vanno in partenza, allineamento perfetto, quando l'autostart entra in dirittura. Sembrano tutti intenzionati a far partenza. Si parte con Zumba Piz, la più veloce, cerca di scavalcare quelli all'interno, ovvero Viperina Spin e Valdest. Valdest che imbocca la prima curva al comando nei confronti di Viperina Spin, lungo la corda Z Spritz, resta in terza ruota Zumba Piz. Quando i primi 200 metri sono passati da Valdest in 14,5. Valdest che mantiene l'iniziativa nei confronti di Z Spritz che seconda la corda all'esterno Viperina Spin, insiste in terza ruota Zumba Piz che si porta a lato di Z Spritz, concede così il punto di riferimento a Viperina Spin. 29,5 per i primi 400 metri di corsa con all'avanguardia Valdest nei confronti di Z Spritz. Poi ancora lungo la corda Zemmellino con in pariglia Viperina Spin, Zoschetual quarta alla corda, Veleno Stecca in terza pariglia esterna che si muove ora in terza ruota, va a sveltire il ritmo lento imposto dalla battistrada Valdest, Veleno Stecca che dà la sveglia alla corsa, va a lato di Valdest, gli 800 passati in 1-1,6 con in vantaggio Valdest, Z Spritz lungo la corda, Veleno Stecca all'esterno, poi ancora Zemmellino, Zumba Piz che va indietro insieme a Viperina Spin, prova a muoversi dalle retrovie Victor Leo che cerca di aggirare le femmine che calano all'esterno il chilometro in 1,17 con Valdest sempre in vantaggio nei confronti di Z Spritz. Zemmellino sposta all'esterno, va a fare la seconda pariglia in anticipo su Zoschetual, continua nella sua risalita in terza ruota Victor Leo, la dritta opposta alle tribune con Valdest che controlla 15,4 la dritta di là, Valdest controlla le offensive da parte di Veleno Stecca, si mette in terza ruota Zemmellino e costringe la leader ad accelerare ulteriormente, chiusa lungo la corda. C'è sempre Z Spritz in attesa di spazio per correre, poi Zoschetual, l'ultima curva passata in 15,4, Valdest in vantaggio, deve scattare perché ora Z Spritz può correre, può farlo anche Zoschetual, in vantaggio Valdest, attacca Z Spritz in open stretch, poi Zoschetual, Z Spritz che va su Valdest, Z Spritz che buca Valdest in open stretch, al terzo c'è Zoschetual. Z Spritz, Maurizio Cheli e Andrea Sarzetto, la Valle Falconera. Triplo per Andrea Sarzetto da allenatore, il successo della figlia di Ganymede e Miss Lemon che porta a casa il successo da seconda alla corda, segue Valdest e in open stretch la buca vince con un collo di vantaggio nei confronti dell'avversaria. Il successo per Z Spritz, Maurizio Cheli, Andrea Sarzetto.